Ciao ragazzi, bentornati nella cucina di Giannico che là in fornelli sta per preparare un manicaretto veramente speciale anche usando questo ingrediente, il muschio. Ma non pensiate che facciamo il presepe, Oggi un aroma al maiale Ah, che mi credo che voi umani, il muschio. eh, Ma dai, chi è che non si andrà in montagna, si sdraia, sente l'odore del muschio? ma mica tutti lo usano per mangiare. Ma mica tutti a studiare e si in cultura come ho fatto me. No. Ah, ecco. Però senti che roba, Quindi tu l'hai messo a a bagno, bagno. perché l'acqua cambia netta. E poi? E poi, posso? Certo. Allora, un filo d'olio. Mm. Ah, quindi cominciamo già con la ricetta. Sì, stiamo là. Il filetto, mi metto un po' di sale e pepe, lo massaggio bene, lo lascio qua riposare e posso mettere su due. Ma sì, invitiamo amici, perché no? Non fammi queste domande, Giannico. Sì, ma poi diventa come se sei una gastronomia, posso portarmi a casa sto qua? Ecco, hai fatto la domanda, ti sei già dato anche la risposta. Il pepe negli arrosti, nei piatti, cerchiamo sempre di metterlo più fresco possibile, macinato possibile. Quando che comprai, guarda sempre a data e scadenza, è un inganno, perché se l'aroma, pepe specialmente, è da 2 o 3 anni, decade. Ci sono anche dei produttori qua in Veneto, Mestre, Portogruaro, ci sono dei produttori di pepe. Accertate che sia bello fresco. Mettiamo su scaldare la padella, notare che non c'è neanche l'aglio, Per scelta? per scelta sì, perché ti devi mangiare un filetto col muschio, non ti devi mangiare un filetto con aglio e un po' di muschio, non ti devi mangiare un Certo. filetto di maiale con cosa, Deve sapere... una figatina per fare, no scusi la parola, una chicca per fare un piatto gourmet, no, proprio perché mi voglio che ti te mangi muschio. Piccola nozione tecnica, mi adesso che faccio il maillard, cioè Ok. caramellizzo il pezzo del filetto, lo cauterizzo, ma soprattutto tiro fuori il zucchero che mi fa fare che affigata del salsetta, che ancora queste parole, scusate, quella buonissima salsetta, va bene? Vai pure. Adesso voi potete usare anche qualsiasi altro pezzo, mi dico questo perché mi permette di soddisfare i tuoi bisogni di nutrirti, Ti ringrazio. però anche se è una spetta di video eccezionale. La metto su, senti che accanta, la canta, vediamo come va. Guarda che bello, guardate ancora bella dolce. Questo marroncino qua è zucchero, Certo. non è, faccio sto lavoro qua perché dopo lui mette dentro tutti gli aromi buoni, gli aromi, i gusti, la sapidità, il profumo che abbiamo col muschio. Adesso cerchiamo di avvolgerlo, cioè guarda voi, sentite il profumo che viene fuori da sta ricetta qua. Non stai a preoccuparvi se è la paglietta, ok, perché questo mi fa da involucro, con la cottura la carne evapora e me lo tappa, dopo te lo tiri via, non stai a Certo. preoccuparvi. È come aver paura di fare la spigola al sale, non avevi mia, sai, Serve solo per conferire aroma, per trattenere, per fare sto cofanetto che viene fuori. Certo. Ma
sentito come l'ho detto bene? Conferire aromi. Sì, ti sento imparare. Hai visto? Ah, lo mettiamo qua. Scusa se l'ho detto in italiano. Io metto un po' di fondo di cottura. Wow. Mi uso la carta forno, non uso stagnoli, ok? Carta forno mi dà l'umidità giusta della carne. Me lo metto su e me lo metto in forno mezz'ora, 40 minuti. Sapevi che dentro non c'è più il sangue, che c'è i succhi buoni, sicché non stai per paura anche il maiale, e che ha fatto la sua pastorizzazione in forno. Certo. 178 gradi, 170 gradi. Ci vediamo dopo. Questo che ha fatto il suo riposino quotidiano Certo. è rilassato e non sa cosa l'aspetta. Vediamo un po'. Mamma che profumo che viene fuori. Là. Guarda. Muschio, il Ma filetto. senti che roba. Adesso tagliamo. Aspetta, ti vedi? Non so se te credi, ma vedo che si cava via, Certo, vedo che filetto pulito. certo. Eh? Qui il calore ha fatto il suo lavoro, gli aromi del muschio sono Li rimasti. gacciapai, Mm. che sta qualcosa, niente. Perfetto. Vabbè, ma quello Dopo, oh, si pulisce. ti è sempre presa e ora questo. Insomma, siamo partiti dal muschio per arrivare a questa bellezza. Posso assaggiare una fettina Ma piccolina? muschio, fieno, te puoi usare come tu vuoi. Vi garantisco che il sentore erbaceo della montagna l'ho sentito. Nella morbidezza di una carne cotta Fantastico. alla perfezione. Perfetto. Siete giusti idee. Grazie Giannico. A voi. Ragazzi, ci vediamo presto, buona estate. Buona estate. E ci Non vediamo. deve far mancare niente di buono, niente. Vai. Basta stare rogne, dismettere i problemi, ma No, ma guarda. robe buone. Io ho preso una stanza qua vicino. No. Ciao ragazzi, Ciao. bellissimo.